Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo qui per un nuovo speciale all'interno dei nostri studi di Vittorio Veneto per parlare ancora una volta della figura del Toniolo, di Giuseppe Toniolo. E per farlo, perché ci sono diverse iniziative di cui abbiamo voglia di parlarvi nel corso di questa puntata, abbiamo qui, lo ringrazio e lo saluto per essere qui nei nostri studi, Marco Zabotti, direttore scientifico dell'Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi. Benvenuto e ben trovato. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Grazie. Allora, la figura del Toniolo possiamo dire ormai forse non ha più bisogno di presentazioni, però tante sono appunto le iniziative che andranno ad animare il nostro territorio anche nell'immediato futuro. Allora Marco, mentre iniziamo a vedere qualche foto relativa all'Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi, la presidente dell'istituto Annalina Sartori e altri componenti, raccontaci in estrema sintesi che cos'è l'Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi e che cosa bolle in pentola appunto per i prossimi giorni e per le prossime settimane. L'Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi è istituto diocesano, nasce il 30 marzo 2017 per esplicita volontà del vescovo Corrado Pizziolo. Cultura, spiritualità, arte e bellezza, canonizzazione del Beato Toniolo, dottrina sociale della Chiesa, premio Giuseppe Toniolo, apertura delle chiese, formazione di operatori culturali, turismo religioso. Questi sono i principali filoni della mission proprio dell'Istituto Diocesano Beato Toniolo. È chiaro che quest'anno, che è l'anno in cui ricorre il 180° anniversario della nascita di Giuseppe Toniolo, avvenuta il 7 marzo 1845, è un anno speciale. Lo avvertiamo da tutta una serie di attenzioni che registriamo in questa fase, molto interessanti, molto importanti, e anche da iniziative che ci saranno a Roma, che ci saranno anche a Treviso, una messa in particolare il 7 marzo proprio nella chiesa di Sant'Andrea dove il Toniolo fu battezzato. Ma oltre a questo ricordo che pochi giorni fa c'è stato un grande convegno che ha visto oltre 400 persone, imprenditori del territorio del nord-est presenti, in cui l'arcivescovo Domenico Serrottino, che è il presidente del Comitato Nazionale per la Canonizzazione, ha tenuto un intervento insieme ad altri illustri esponenti della politica e delle istituzioni proprio per ribadire la straordinaria attualità del pensiero dell'opera di Giuseppe Toniolo. Grande sociologo, grande economista, il primo economista salito agli onori degli altari, quindi diventato beato nella storia della Chiesa, che già nel 1873 con la sua lezione sull'elemento etico come fondamento intrinseco delle leggi economiche, Università di Padova, dove lui si era laureato, pone le basi di questa sua dottrina, di questa sua scienza, che è proprio il tema del primato dell'etica in economia, di un'economia a servizio dell'uomo. Quindi uno straordinario profilo che vuol dire essere il grande fondatore delle settimane sociali, di essere il consulente per quanto riguarda le Cyclica Rerum Novarum, il ristrutturatore del movimento cattolico con la nascita dell'Unione Popolare, la grande intuizione dell'Università Cattolica si deve proprio al pensiero di Giuseppe Toniolo, il grande tema della cooperazione nasce e cambia completamente l'assetto del mondo dell'economia e del sociale nel nostro territorio tra fine 800 e inizi del Novecento. Anche il tema della pace, l'ispirazione e l'aspirazione perché nascesse un grande istituto internazionale per la pace proprio nell'anno della Grande Guerra. È un uomo, è una straordinaria figura di cristiano laico che accetta le sfide della storia, una fede convinta, coerente, generosa, che lo porta ad essere un apostolo oggi. Anche rispetto alla storia del movimento cattolico, Sturzo e De Gasperi non si potrebbero pensare senza le intuizioni, senza la grande visione e la grande prospettiva di speranza che ha dato Giuseppe Toniolo. Quindi noi ci siamo in un anno particolare in cui ricordo che proprio anche c'è il tema del giubileo, il giubileo sulla speranza, e quindi il Duomo di Pieve di Soligo, che ricordo custodisce le spoglie mortali del Toniolo, ospiterà anche un mese particolare, eccezionale di celebrazioni, eventi particolari proprio legate al fatto che la Chiesa per quel mese la Chiesa pievigina sarà Chiesa giubilare. Ecco, quindi il 7 marzo si avvicina e insomma iniziano i festeggiamenti, possiamo anche dire, no? Sì, inizia soprattutto questo grande tema della memoria, che è una memoria di una figura che però, come abbiamo sempre detto, è un anticipatore,
è un uomo che non vive per il suo tempo, ma che oggi noi ricordiamo con queste ricorrenze proprio perché è un uomo che ha attraversato tutto il suo tempo e arriva fino a noi con questa sua capacità di essere uomo straordinariamente moderno, cioè dal punto di vista della sua spiritualità, della sua cultura, della sua visione della democrazia, del bene comune, della sua visione dell'economia, il tema della società, l'ordinamento civile in cui tutte le forze culturali, sociali e economiche cooperano proporzionalmente al bene comune, diceva lui. Questa idea del voglio farmi santo, oggi, il grande tema della santità, la pienezza di vita, che sarà il centro anche del nostro premio Toniolo nel decennale di quest'anno. È come a dire, noi non possiamo esimerci non solo dal ricordare perché è doveroso, ma esimerci dal fatto che Toniolo oggi può diventare un simbolo fecondo, importante, significativo per quanto riguarda la vicenda dei cristiani laici nella storia, insomma. Beh, c'è da dire che appunto citava Marco Zabotti, fondatore, ricordiamo, delle settimane sociali. Abbiamo appena concluso la settimana sociale diocesana qualche giorno fa, ma Toniolo è stato citato più volte anche in occasione, lo ricordiamo, lo scorso anno a Trieste della settimana sociale nazionale, quindi una figura veramente di rilievo, di spessore e forse un po' alternativa rispetto alle figure un po' più di chiesa, diciamo, a cui siamo abituati, giusto? Sì, si è visto anche appunto una platea particolare, non certamente avvezza ai ragionamenti ecclesiali, come quella di Oderzo alla NAIS, proprio questo convegno che è stato fatto sul tema dell'impresa con la Fondazione Capitale Lavoro, e le considerazioni di Sorrentino rispetto a quella visione anticipatrice che Toniolo ebbe e sulla quale poi è innestato tutto il grande filone della dottrina sociale della Chiesa. Cioè la Rerum Novarum lui la anticipa, appunto con questa lezione, a questa Rerum Novarum lui partecipa, le riviste scientifiche, la sua attività nel campo appunto dell'università, perché poi è stato un grandissimo docente universitario di economia politica, 40 anni a Pisa hanno segnato un'intera sua vita, e sono 73 anni della sua vita tutti di santità, e poi alla fine c'è anche questo elemento per noi molto caro, sentiamo il dono e la responsabilità nella diocesi di Vittorio Veneto di averlo, lui ha scelto alla fine di essere sepolto, ha voluto essere sepolto a Pieve di Soligo, no? Perché lì, l'ha detto lui, gli umili verranno a deporre un requiem sulla mia tomba. E perché? Perché di Pieve di Soligo era la moglie, Maria Schiratti, e lì è avvenuto anche qui, è avvenuto il miracolo, insomma, che con la guarigione miracolosa di Francesco Bortolini, che ha consentito proprio la beatificazione. Adesso, come diceva Sorrentino anche nell'ultimo incontro che ha avuto con l'Istituto, proprio in occasione di questo suo passaggio nella Marca recente trevigiana, diceva adesso è il tempo di una memoria nuova e di una preghiera dei semplici, perché c'è bisogno che questa figura possa, magari attraverso un ulteriore miracolo, essere annoverato tra i santi, cioè per il culto della Chiesa universale. Diventerebbe il simbolo davvero di una laicità cristiana che si spende nella storia, di una nuova visione dell'economia, di una capacità anche di una intraprendenza, di una libertà rispetto ai temi che stanno a cuore di tutti, compresa la democrazia, la socialità, la cooperazione e quant'altro. Quindi davvero una figura di straordinario rilievo. E ci auguriamo, perché no, appunto che quanto prima possano esserci delle novità anche riguardo a questo cammino. Noi ci ricordiamo con piacere ovviamente la beatificazione ormai qualche anno fa, 2012 esattamente, e quindi chissà, insomma, che il futuro non ci possa riservare qualche sorpresa in proposito. A Toniolo è intitolato il premio Giuseppe Toniolo. Lo sappiamo perché l'abbiamo trasmesso sin dalla prima edizione, giusto Marco? Qualche settimana fa, andando in archivio a cercare un po' di materiale, mi è capitata in mano proprio la prima edizione del premio Giuseppe Toniolo, che però è giunto alla 10ª edizione, giusto? Certo. Allora, raccontiamo un po', perché sappiamo che la premiazione avviene in quel di ottobre, ma è già tempo di formulare le candidature, giusto? Certo. Il tema di quest'anno, allora, intanto con soddisfazione, 10 anni, sembra ieri, ma davvero... Sì. 2016 addirittura la prima edizione del premio Toniolo anticipa la nascita dell'istituto, perché c'era già un percorso
legato appunto a questa promozione e valorizzazione della figura del Toniolo, e da cui poi è nata la vicenda dell'istituto. Il tema di quest'anno è la vita in pienezza, sull'esempio Beato Toniolo, per essere dono al prossimo e pellegrini di speranza nella società del nostro tempo. Come a dire, recuperiamo fino in fondo il tema che ho già posto prima, cioè la figura del Toniolo, la coerenza della sua spiritualità, la forza di questo suo esempio, questa sua laicità cristiana che oggi, come dire, dà il senso di una pienezza. Noi oggi purtroppo avvertiamo il senso di una ricerca spesso, di un senso della vita, tante solitudini, tanto smarrimento, tanta incapacità di costruire buone relazioni, una vita buona, un nuovo umanesimo. E in questo senso Toniolo per noi è un punto di riferimento di straordinaria valenza. Cioè oggi noi recuperiamo anche con questo premio Toniolo il fatto che questo grande insigne professore trevigiano, questo docente di economia, è uno che ha attraversato tutto il suo tempo con una forza esemplare, con una luce, con l'idea della speranza, con una grande forza di libertà e con la capacità, ecco, di guidare, di essere leader, ecco, del movimento cattolico sia in Italia che in Europa a quel tempo. Quindi anche intraprendente e creativo. Allora noi quest'anno ribadiamo con forza la validità di un premio che ha 3 sezioni, una sezione nazionale, una sezione regionale, la sezione nazionale pensiero, la sezione regionale azione testimoni, e poi c'è la terza sezione dedicata ai giovani. Entro il 31 luglio è possibile indicare le candidature e far avere la documentazione su persone, realtà, pubblicazioni, iniziative in base alle 3 sezioni che possono risultare, ecco, all'attenzione della giuria del premio e che possono essere appunto valorizzati e riconosciuti. Ricordo che il premio nasce anche con una bella sinergia, cioè nasce ovviamente in primis dall'Istituto Beato Toniolo, ma c'è la collaborazione con la pastorale sociale, con la diocesi, con l'azione cattolica diocesana e con la parrocchia di Pieve di Soligo. E ha il contributo da sempre della città di Pieve di Soligo, in particolare per quanto riguarda il premio Giovani, e poi il patrocinio della provincia e la collaborazione con la rete culturale Vite Illustri Pieve di Soligo. Ovviamente la Tenda TV è dall'inizio media partner, certo. E per questo siamo molto grati. Marco, ricordiamo anche alcuni dei nomi illustri proprio in questo caso che hanno ricevuto il premio nel corso di questi anni. Sì, partiamo dall'arcivescovo Domenico Sorrentino e poi ci sono tante altre figure sia dal punto di vista culturale che intellettuale. Parlo del premio Antonio Polito, per dire, il grande giornalista editorialista del Corriere della Sera, che aveva scritto un libro sul tema della famiglia, perché ogni anno abbiamo assunto un tema particolare della vicenda tonioliana. Poi siamo andati anche all'estero nel 2023, con Jean de Saint-Cheron ha fatto quel libro sul Chi credo non è un borghese, che è stato un caso in Italia e anche all'estero. Da ultimo Gianluigi De Palo, che sappiamo è stato presidente del Forum della Famiglia e oggi è presidente del Forum della Natalità e coordinatore di Immischiati. Ma ci sono tutta una serie di figure, comprese case editrici, comprese appunto delle singole personalità che hanno come dire, illustrato con la loro opera, con il loro esempio, con la concretezza anche della loro vita, volta per volta i temi che noi ponevamo all'attenzione. Sottolineo anche, per esempio, realtà a livello regionale, fondazioni, istituzioni, associazioni, esperienze di volontariato particolarmente significative che ci hanno accompagnato in questi anni, e poi anche la vicenda dei giovani, che ha avuto fasi alterne anche legate purtroppo alla vicenda del Covid, però che insomma ha sempre significato per noi porre un'attenzione perché il Toniolo, che era il grande educatore, che aveva una stima infinita dei suoi allievi, dei suoi studenti universitari, possa essere anche per le giovani generazioni un punto di riferimento importante dal punto di vista educativo. Ecco, quindi ricordiamo questa doppia misura, lo sguardo nazionale con nomi appunto illustri, come abbiamo detto, ne sono stati ricordati alcuni, e poi le realtà locali, vicine, di prossimità, proprio Certo. vicine a noi, che possono essere esempio anche di buone pratiche che anche magari grazie al premio Toniolo possono così trovare un riverbero diverso anche all'interno della società e essere messe in luce. Lo ricordiamo molto spesso che le buone notizie non fanno notizia, il bene non fa notizia e quindi anche in questo caso negli anni, penso alla sezione giovani ma non solo, sono state ricordate tante esperienze magari
piccole ma molto significative presenti all'interno del nostro territorio. Quindi Marco, l'invito è quello appunto di contattarvi e suggerire. Certo, abbiamo la possibilità, stiamo partendo adesso, insomma, con tutto il percorso della comunicazione, e proprio perché entro il 31 luglio c'è tempo, insomma, ma anche per organizzarsi, penso anche a livello individuale o di gruppo, adesso penso in particolare ai giovani, ma anche a tutti coloro, lo sto dicendo in tante fasi, in tanti incontri, in tanti eventi che stiamo così verificando in questo periodo, entro il 31 luglio di sottoporre, ecco, l'indirizzo all'info@beatotognolo.it, che avremo anche dal punto di vista della comunicazione prossimamente anche delle belle novità, e noi siamo attenti appunto a considerare tutto quello che in questi anni, devo dire, in maniera sempre crescente è stato posto all'attenzione appunto del nostro istituto per il Premio Toniolo. Prima di giungere all'ultima parte della nostra trasmissione, ci sono degli altri appuntamenti magari già in calendario, già in programma dell'Istituto Beato Toniolo a più lungo raggio, oppure... Noi siamo impegnati soprattutto guardando la dimensione sul tema della formazione, e posso già anticipare una bellissima notizia che ci è giunta oggi: avremo il 5 aprile un'intera giornata di formazione per i nostri esperti dati e operatori culturali, e per tutte le persone che ci stanno seguendo con grande attenzione da tanti anni sulla questione della bellezza della cultura e della valorizzazione dell'arte sacra. Sarà proprio un incontro col dottor Sandro Barbagallo, che è uno dei curatori dei Musei Vaticani, e quindi da parte già l'invito sin da ora ad iscriversi, a essere con noi, perché sarà un'occasione di grande interesse. Poi noi proseguiamo tantissimo con le iniziative appunto sui temi della formazione e delle aperture delle chiese, della valorizzazione del nostro patrimonio, convenzioni, penso al Comune di Cappella Maggiore, prossima stagione primaverile estiva, poi tornerà la grande stagione, credo anche quest'anno, del Festival La Musica nel Sacro, quindi con le chiese aperte, in compagnia della tanti musica, concerti sparsi, in compagnia della musica. Poi ci sarà appunto il settembre, ci sarà questo mese tutto tonioliano, siamo aperti già a prenotazioni di pellegrinaggi e visite proprio per questo tempo speciale collegato al Giubileo, e sarà un anno che davvero nel segno del Toniolo darà, credo, nuova spinta, nuovo vigore. Io avverto anche, sarò anche relatore in più incontri, avverto che in vari ambienti culturali, ecclesiali, del mondo del lavoro, c'è un'attenzione importante in questa fase, e noi stiamo tentando di promuovere a più riprese, il più possibile, e quindi su questo c'è davvero un impegno, uno sforzo particolare dell'Istituto, perché questa buona notizia, come diceva giustamente Federico, questa buona notizia tonioliana possa passare il più possibile. Ecco, allora, ricordiamo anche tra l'altro che il Toniolo è stato citato tra l'altro nel primo messaggio del nuovo vescovo Monsignor Riccardo Battocchio, proprio è stato citato nel suo messaggio. E insomma, anche nell'intervista che la Tenda TV e anche nell'intervista come figura. Quindi siamo molto grati per questo, e sicuramente anche sulla scia di quello che da sempre anche il ricordo che avviene con la settimana sociale, e con questo particolarissimo legame che è la nostra diocesi. Siamo davvero lieti che il vescovo eletto, insomma, Monsignor Battocchio, abbia avuto queste parole di benevolenza, insomma, di attenzione, e siamo convinti che ci sarà un percorso che sarà particolarmente fruttuoso, insomma, da qui in avanti. Grazie. Ecco, caro Marco, adesso parliamo della tua ultima fatica letteraria. Pure. E anche, mi permetto di dire, di farti i complimenti, perché sei diventato da un po' di tempo Cavaliere della Repubblica, quindi è una cosa che non accade di frequente, quindi i nostri complimenti. Mentre veniamo al tuo ultimo libro. Il mio ultimo libro segue la biografia del Toniolo del 2018, segue le cose nuove del 2020. Vediamo con pure con la casa editrice L'Azione, Fondazione Dina Orsi, si chiama Sperare ancora, la vita buona, un nuovo umanesimo, sostanzialmente raccoglie 90 storie, 90 interventi, 90 riflessioni fatte in una rubrica settimanale con una testata giornalistica locale, che i lettori gentilmente mi hanno in qualche modo convinto di mettere assieme, di fare un compendio. Diventa un piccolo vademecum, un diario quotidiano con degli spunti di vita concreta, ecco, nel senso che
sui temi che riguardano appunto una vita buona, le relazioni costruttive, l'idea di comunità, il senso di un cammino insieme, ecco, io mi sono fermato a riflettere, però dando spunti che possono essere liberamente così consultati, letti, con molta semplicità, con molta tranquillità, senza avere la preoccupazione di chiudere tutto con una lettura come da romanzo. E vedo che insomma da questo punto di vista ci sono degli ottimi riscontri e in questa fase ho già cominciato, ma sto proseguendo un piccolo tour, un viaggio ecco, nella Marca, ma non solo, nella nostra provincia, perché gli lettori e tanti gruppi, associazioni credono che questo possa essere uno strumento. Io mi auguro utile, insomma, ecco, per una riflessione anche in quest'anno giubilare, che non a caso è legato al tema della speranza. E oggi bisogna in qualche modo, di fronte a una società che è presa da tante angosce, da tante solitudini, rimettere in moto il senso anche di una iniziativa, di un'energia, di una positività, di una voglia di riscattare ecco, il segno di una nuova umanità. Marco Zabotti, io ti ringrazio, se Grazie a vuoi voi. salutare appunto i nostri telespettatori. Sì, ringrazio ancora una volta la Tenda TV e porto il saluto davvero dell'Istituto Beato Toniolo, grati per tutta l'attenzione, le considerazioni, le relazioni, il lavoro che si sta facendo assieme con tante persone in questa fase, che è impegnativo ma sta dando anche grandi soddisfazioni. E si torna sempre sull'importanza del fare rete, del lavoro di rete, ovviamente per raggiungere poi gli obiettivi. Quindi io ringrazio Marco Zabotti, direttore scientifico dell'Istituto Diocesano Beato Toniolo Le Vie dei Santi, per essere venuto a trovarci qui in studio. Chiudiamo questo speciale dedicato al Toniolo. Avete visto che le iniziative sono molte, sono tante, le proposte composite, quindi ce n'è veramente insomma, per tutti i gusti, anche per tutte le varie e diverse sensibilità. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.